Le dichiarazioni di Don Marino non sono passate di certo inosservate. Le sue accuse shock sulla presenza di preti pedofili all'interno della curia di Padova hanno scatenato le reazioni non solo della diocesi, che ha invitato l'ex parroco di Albignasego a chiarire le sue dichiarazioni, ma anche della procura, che ha formalmente aperto un'inchiesta. Don Marino, dimessosi dal suo ruolo di parroco e sospeso dalla curia che sta indagando su presunti comportamenti non conformi al celibato, aveva dichiarato di essere a conoscenza di preti pedofili e che avrebbe fatto i nomi nel caso la diocesi lo sospendesse definitivamente dal ruolo di sacerdote. I carabinieri però hanno voluto accertare le sue accuse e lo hanno sentito nei giorni scorsi. L'ex parroco, secondo quanto riportato dal Gazzettino, non avrebbe fatto i nomi dei religiosi e non avrebbe indicato i luoghi, ma ha confermato le sue pesanti accuse contro una serie di preti e di parroci. Le sue dichiarazioni sono state quindi trasmesse in procura, dove è stata aperta un'indagine. Prossimamente, dunque, Don Marino Ruggero potrebbe essere sentito anche dal magistrato.